Bene amici bellini, siamo in vigilia di partita e dovremmo parlare della partita e ne parleremo, sicuramente possiamo fare delle ipotesi di formazione, la conferenza non c'è, lo sappiamo, ovviamente tiene banco l'intervista di De Laurentiis al Corriere dello Sport, quindi siamo praticamente quasi costretti a parlarne. Cominciamo. Premessa. Voglio cominciare con un auspicio e con uno sguardo verso il futuro in positivo, e solo verso la fine magari individuerò quelli che sono i colpevoli principali e non è De Laurentiis. Vi sorprenderà magari questa mia affermazione, ma è così. Benvenuto Bulami 1. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, io sono Valerio Fluido e voi vi iscrivete al canale Azzurro Fluido, lasciate un like se vi interessano questi contenuti, lo facciamo quotidianamente, principalmente cerchiamo di parlare di calcio e faremo anche un po' di previsioni in direzione Roma, ma dobbiamo parlare di queste parole perché solo se conosci il passato poi dopo puoi andare a guardare nel futuro cercando di evitare degli errori prevedibili, insomma è bene parlarne. Mi sposto e ringrazio Valentino e il suo figliolo che insomma, visto che l'intervista è fiume, io non lo so come l'ho messa giù con la thumbnail Tsunami ADL, perché è un fiume in piena. Io la feci già un video con titolo Fiume in piena, fiume, ma questa sembra proprio uno tsunami perché lui passa e distrugge tutto. Purtroppo la forza della natura è così, l'acqua va, entra e non chiede permesso a nessuno, entra, porta via tutto, diventa tutto fango. E ringrazio Valentino perché mi ha messo un attimo in ordine, visto che ci sono pezzettini dappertutto, io da qua non posso leggere il Corriere, lasciamo perdere, leggiamo e commentiamo, e voi sotto nei commenti ovviamente sempre con estrema educazione. Anzi, quello che volevo dirvi, la cosa positiva per cominciare, mi risposto questa cosa qui, che è un messaggio che ho lanciato un paio di giorni fa a Valentina De Laurentiis. Siamo nelle sue mani, dottoressa, lo dico spassionatamente, porti il Napoli dove merita di stare. E non lo dico a caso, è una storia privata che voglio mantenere privata per rispetto dei protagonisti, però vi dico solamente che Valentina ha sensibilità, che Valentina se chiami risponde, e Valentina è una speranza per il futuro, perché continuo a pensare che De Laurentiis non abbia assolutamente intenzione di vendere il Napoli, è una legacy che lui ha creato per la sua famiglia, giustissimo, e quindi lì dobbiamo aspettarci il futuro del Napoli, con la speranza che insomma Valentina, che adesso sta facendo le sue esperienze nel mondo del calcio, possa un giorno essere lei a capo di tutto e almeno partire da una base di umanità che Valentina sicuramente ha, e quindi ripartire da lì, perché non parliamo delle cose specifiche, anzi parliamo anche di calcio, ma c'è dell'altro. De Laurentiis comincia dicendo: sul mercato di gennaio devo fare almeno 3 operazioni, devo rinforzare la difesa con un centrale e un terzino destro per avere un rincalzo per Di Lorenzo, e poi prendere un centrocampista, forse 2. Ovviamente se va via Elmas probabilmente ne devi prendere 2, perché sai già di Anghissà e devono arrivare subito, non è che li prendi a fine gennaio, li dovresti già avere, perché Elmas già è venduto, quindi già dovresti avere, si stanno facendo i nomi di Sama, i soliti nomi che si fanno sempre, già devi avere pronti i colpi in canna. Nel parlare così immaginiamo che già abbia individuato e bisogna solamente formalizzare, che è il minimo, perché poi diventiamo scarsi proprio, diventiamo veramente scarsi e non è il caso. E poi la solita storia del terzino destro. Di Lorenzo le gioca tutte, prima o poi qualcuna, vedete che poi quando le gioca tutte si può perdere lucidità, devi avere qualcuno di cui ti fidi, ti sei tenuto Zanoli, ancora una volta non era probabilmente la scelta giusta, o comunque se non ci punti mai, e questo si deve chiedere agli allenatori, a Garcia, a Mazzarri, se non ci punti mai e preferisci una volta adattare Natra, una volta adattare Juan Jesus, serve uno che sia giocatore di calcio, cioè serve un Mario Rui meglio di Oliveira, però Oliveira l'ha
la partita la fa. Serve uno che giochi a pallone, non Berezinski. Vediamo se Mazzocchi è l'idea, ma là anche sto sentendo che insomma il Napoli vuole pagare 1,5 milioni. Vediamo un pochino. Mi sembrano un po' pochini, ma tanto. Quando si è accorto che non era la scelta più giusta, ovviamente qua si parla di Garcia, e De Laurentiis dice: il giorno che l'ho presentato a Capodimonte avrei dovuto fare un coup de théâtre e dire ve l'ho presentato però adesso se ne va, perché uno che arriva e dice io non conosco Napoli, non ho mai visto una partita, avrei dovuto capire. E invece l'ho preso a ridere. Il fatto che l'ha ripetuto altre volte sarebbe bastato che praticasse lo stesso calcio di Spalletti. Invece ha preteso che mandassi via un preparatore perfetto, Sinatti, per chiamarne uno che me l'avevano detto, questo ti imballa i calciatori. Sono dovuto restare a Castelvolturno da mattina a sera. Primi errori gravissimi. Questa non è una missione di colpa o comunque sta ammesso che ha sbagliato. Assolutamente no. Insiste in un errore programmatico dove tu, l'allenatore, non lo devi mai giudicare e scegliere per quello che ti dice. Tu lo devi giudicare per quello che fai in campo. Non devi assolutamente ritorni. Questa è una frase social. Rongoni che ti imballa i calciatori, Garcia ha detto che non conosce il Napoli. Non ci possiamo credere. Se abbiamo un pensiero critico, non ci possiamo mai credere. È un modo che usava Garcia, sbagliando tantissimo, per dire non rimaniamo attaccati a quello, devo portare qualcosa di nuovo perché so cosa significa una squadra che ha vinto, che cambia. È chiaro. L'ha fatta malissimo, perché doveva fare come aveva fatto Spalletti: riparto dal buono di Gattuso, così dai anche soddisfazione ai giocatori che hanno faticato l'anno prima che tu arrivi, dai soddisfazione e riparti. Invece Garcia ha sbagliato, che per non dare soddisfazione, ma non è questo il problema. Il problema è che tu devi valutare il campo, non puoi dirmi ho sbagliato, lo dovevo mandare via a Capodimonte. È ancora un errore, quindi questo ti porterà a fare altri errori in futuro per i prossimi allenatori. Ci tengo moltissimo, è proprio sbagliato il concetto. Dopodiché, se tu mi dici avevo già capito e vuoi seguire questa logica, perché hai aspettato 10, 11, 12, 13, 14 partite? C'erano delle avvisaglie che si potevano vedere già con la Fiorentina o con la Lazio. Avresti dato a Mazzarri o chi per lui più tempo per sistemare, invece di dare a Mazzarri un filotto di partite impossibili, e quindi hai perso tempo, hai perso punti, una roba impossibile. Aggiungo, se sei da solo al comando, uno come Garcia che ti dice no, manda via questo, non si fa. E poi sappiamo anche che la situazione è diversa, perché lo volevano tenere però con diverse mansioni, affiancarlo a Rongoni. Ovviamente Sinatti ha detto ma vai, io lavoro come da lavoro dico io, oppure no. Quindi gli errori che si moltiplicano. Ma mi sembra che stia cavalcando quello che dicono i social, quindi sta dando soddisfazione a quelli che individuano il problema, e anche lui si scarica così il problema, dice il problema è stato Garcia. Poi ognuno la legge come vuole. Sono dovuto restare a Castelvolturno da mattina a sera. E cosa hai risolto? Il primo allenatore che ho contattato è stato Thiago Motta. Ci risiamo. Non è che ci avessi visto male, Di volta in volta lui poi si atteggia. Io sono stato il primo che ho scritto un tweet dove ho detto l'intuizione l'avevi avuta giusta con Thiago Motta, però fatti una domanda se anche lui ti ha detto di no, come gli altri. Lui non se l'è sentita, perché sai cos'è? Tu vieni a prendere l'eredità di uno che ha vinto lo scudetto in quel modo, e se mi va male, ha pensato, io cosa faccio? Che poi è la stessa cosa che avrà pensato Spalletti. Avrà detto, io esco da eroe da questa città, ma chi me lo fa fare a rimettermi in gioco? Poi sono andato su Luis Enrique. Questo io sono d'accordo zero. Questo è gente che non vuole avere a che fare con te, che preferisce, che avrà altre chance nella vita per la loro carriera, che è una, e invece di venire a che fare con te, che è impossibile, preferiscono dire di no. Anche una squadra scudettata, che è meglio probabilmente del Bologna, si gioca le sue chance assolutamente. E anche Spalletti l'ha ripetuto chiaramente. È un incubo stare con Adiele, è un film dell'orrore, quindi non è la questione di non voglio rimettermi in gioco, assolutamente. Poi sono andato su Luis Enrique. Lui mi ha fatto venire a Napoli i suoi, mi ha tenuto 3 giorni fermo chiedendomi tantissimi soldi. Avevamo anche trovato un quasi accordo, ma poi ha detto di no perché ambiva a guadagnare di più. Gli allenatori di un certo livello si pagano, caro presidente. Non è che tu vuoi offrire sempre il sole e il mare, perché poi si tornerà a parlare per la questione Zielinski.
ed è cambiato l'atteggiamento nei confronti di Luis Enrique quando è stato un mesetto fa, quando lui diceva è meglio che non è venuto Luis Enrique, avevo pensato a Luis Enrique, meglio così, state vedendo cosa sta facendo, che adesso Luis Enrique andava bene, perché probabilmente quando hai fatto la dichiarazione magari Luis Enrique aveva pareggiato una partita o ne aveva persa una, adesso sta andando bene, è tutto a posto e aveva senso, solo che ti hai chiesto troppi soldi. Ed è stata la volta di Nagelsmann, ne ho consultati 5 o 6, non di più, ma ho detto 40 come butade per mischiare le carte, e alla fine sono arrivato su Garcia, che in Italia aveva fatto 2 secondi posti con spogliatoi turbolenti pieni di giocatori di grande livello. Elmas è già venduto, è uno che vuole giocare sempre, mamma mia, che grande, che assurdità, che assurdità. I giocatori di solito amano marcire in panchina ed essere sempre la prima scelta jolly in tutte le zone del campo. È un'assurdità che voglia giocare sempre. Non capisce che si è titolari anche senza fare i 90 minuti. Spalletti l'aveva avuto 2 anni per valutarlo e quest'anno è stato valutato da due allenatori. Anche questa frase social, gente che dice se Elmas è stato sempre panchinaro un motivo ci sarà, che non è mai esploso. Quindi ancora una volta molto spesso si dice, veramente si dice cose giuste ma lo dice in maniera sbagliata. In questo caso dice cose sbagliate, perché se tu vuoi vincere, tu fai in modo che i tuoi calciatori ci stanno bene anche su una panchina. Le altre squadre, un Frattesi che va all'Inter e sta in panchina, si gioca il suo tempo, si gioca la sua opportunità, aspetta il suo momento, come ha fatto Elmas tranquillamente. Dopodiché a un certo punto è chiaro che passa 2, passano 3 anni, passano 4 anni, se non trovi mai un momento di continuità, e si poteva fare anche quest'anno con Zielinski. C'è di Zielinski, Elmas sale, c'è di Lozano, Elmas sale nelle gerarchie e se la gioca, e invece no, ci si indebolisce, perché perdere uno come Elmas che ti rende la panchina di grande qualità è un indebolimento, e lo dobbiamo dire subito, non dobbiamo aspettare di sapere chi è il prossimo, perché Elmas, bontà sua, ti copre 5 ruoli, quindi il prossimo, a meno che non vogliamo aspettare come Linz, ma Lindstrom può fare forse anche quello, dobbiamo vedere sul campo. Se arriva un altro Elmas, speriamo che abbia la stessa esperienza internazionale di Elif e che possa dare grandi cose nello spogliatoio. L'ho detto e lo ripeto, siamo addirittura d'arrivo per il rinnovo di Victor Osimhen, aspettiamo, ma non cambia nulla, perché rinnovo o non rinnovo, il rinnovo serve per la clausola per poi venderlo, non è un progetto, è una cosa economica. Qualcosa si rimprovera nelle scelte di mercato? Le proposte sono venute come in passato da Maurizio Micheli, scaricato barile, talvolta ci prendi, tal'altra no. Sai quanti giocatori sbagliati ha preso Giuntoli? Attacco al passato. Il famoso signor Kvara, per dirne una, è una segnalazione giunta a mio figlio Edoardo, la seconda volta che dice questa cosa, da lui a Micheli e da Micheli a Giuntoli, quindi prossimo talent scout Edoardo De Laurentiis. Prima del Covid ci chiesero 30 milioni, l'anno dopo lo prendemmo a 11. Certo, Nathan è giovane e viene da Brasile in un ruolo complicato, poi magari gli capita di giocare da terzino. Diamo tempo al tempo. Anche Kim quando arrivò non lo conosceva nessuno. Falso, non lo conoscevano i tifosi probabilmente, ma gli addetti ai lavori lo conoscevano benissimo. Si parlava di Kim, potete cercarlo su Google, di Kim al Napoli, in orbita Napoli da almeno 3 anni se ne parlava, e poi si aspetta il momento giusto, quando il prezzo scende, quando è arrivato il momento per lui di cambiare aria. Quindi falso che non lo conosceva nessuno. Tra gli addetti ai lavori si conosceva, e come, anche perché quando poi vengono a metterti la clausola e sei costretto ad accettarla per farti dire sì al contratto, si sa che quel valore poi ti porta in una squadra top. Aurelio De Laurentiis nel corso dell'intervista si è soffermato ovviamente anche sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea. Dichiara: la posizione dominante di FIFA e UEFA è servita per elargire bonus in cambio di consenso. Chi ha governato finora da monopolista non ha capito che il calcio è un'impresa che necessita di fatturati crescenti. Se investo centinaia di milioni per partecipare ad un circo che distribuisce noccioline, non fa utili e mi costringe a giocare sempre di più per tenere in piedi un carrozzone improduttivo, il gioco non vale la candela. Quindi il solito attacco alla UEFA e alla FIFA, condivisibile, non condivisibile, insomma,
non lo so, mi interessa anche poco. Il risultato è sempre questo, è che poi vai a giocarle le competizioni fatte dal carrozzone e dal circo, e quindi o tu dici questo sistema non mi sta bene, non partecipo, ed è giustissimo, è una scelta legittima. Invece se partecipi e insulti ti prendi le conseguenze di tutto questo. La candela ora si è spenta, lei ci soffiava sopra dal 2013 quando fu tra i primi ad attaccare il monopolio, però poi non prese parte al blitz della Superlega perché non mi convinceva, lo dissi ad Agnelli, mancava un avvicendamento di merito connesso al valore delle squadre. Beh, è giustissima, è una cosa vera, è quello che poi indignò tutti i tifosi. Oggi sono venute sulle sue posizioni. No, perché l'abbiamo analizzata la Superlega nuova. La D ha rilanciato l'idea di un campionato europeo aperto alla competizione, eppure le prime reazioni sono tiepide. Gli inglesi si sfilano e anche in Italia sono più no che sì. Ma in Italia chi sono i veri imprenditori del calcio? Redbird sta in America, l'Inter non si sa di chi sia, si sfila anche la Roma però. Vorrei avere il piacere di vedere in Lega Dan Fredkin e suo figlio qualche volta. Li ho incontrati a Los Angeles per parlare di cinema, ma qui non vengono. E nessuno si ribella all'idea balzana di una Supercoppa che neanche gli arabi vogliono. Questa è una cosa che ho dimenticato di dire ieri. Vediamo se poi non c'entra, ma la Superlega, chissà se poi magari potrebbe inglobare anche l'Arabia Saudita. Questo è un discorso che lo lasciamo lì sospeso. La Serie A non è la Premier, non lo è mai stata, se non negli anni di presidenza di Berlusconi al Milan, quando vi dico che lui vorrebbe essere Berlusconi. Anche perché per decenni la gestione dei dirigenti di Lega è stata un fallimento. Se penso che Lotito mi crea un danno enorme vendendo le partite per 5 anni agli stessi interlocutori, che forse al termine del mandato non esisteranno più sul mercato, e le vende ad un prezzo minore dell'ultimo triennio. Perché? Si spieghi meglio, perché a catena molte croste sono destinate a saltare. Nel 1986 c'erano 16 club, oggi sono 20 e le entrate sono diminuite anziché aumentate. Finché non si stabilisce che la maggioranza si calcola con il voto ponderato dei club, cioè dando più peso a chi fattura di più, nulla cambierà. Le piccole continueranno ad egemonizzare la Lega con una logica sparagnina perché il loro unico obiettivo è non retrocedere. Questa sentenza ci esorta a cambiare le regole. Il discorso sul prezzo dei diritti è giusto, perché quando ne parlammo anche nel video precedente, tu non hai ben chiaro quanto è il valore effettivo del pacchetto calcio quando tu poi andrai a vendere poi degli abbonamenti dove ci sono altre cose dentro. Questo è giustissimo. Il problema è sempre lì: vuoi fare la voce grossa contro i club piccoli, che però poi alla fine, quando lui nel 2019 diceva il Frosinone dovrebbe pagare una multa, ma che ci fa in Serie A? Guarda che il Frosinone ti sbatte fuori dalla Coppa Italia, che a te non interessa solo a te, e ti dà 4 pappine. E questo vale anche per il discorso successivo, quando lui vuole fare il calcio d'elite, la Lega E, la Serie E di Elite, dove vuole solo le squadre che vuole lui, togliendo da mezzo certi bacini di utenza. Ma è molto pericoloso, attenzione Aurelio. Ma se una federazione revocasse l'affiliazione e uscisse dal sistema, i calciatori che hanno firmato un contratto si svincolerebbero? Non credo proprio, certamente non con i miei contratti. È chiaro, mi hanno spesso preso in giro perché li faccio di 100 pagine. Certo, è più facile firmare che negoziare, ma se vuoi produrre ricchezza devi saper trattare. Ho messo a disposizione della Lega i miei testi da almeno 12 anni. Se poi sono l'unico che ha avuto i diritti d'immagine non è colpa mia. Si vanta di questa storia dei diritti d'immagine, quando invece sappiamo benissimo che è un ostacolo per se ti interessano determinati calciatori. Perché lei ritiene questa svolta epocale? Perché apre un precedente di diritto. La Superlega è stata una mossa sbagliata che però ha sortito questo cambiamento. Adesso però bisogna fare un ragionamento serio. Ho parlato con Perez e siamo d'accordo a mettere attorno ad un tavolo alcuni veri imprenditori, non i prenditori, gli imprenditori, non più e solo presidenti nominali, perché oggi il calcio è amministrato da persone anziane ma soprattutto prive di visione. Ed è qui che il più grande responsabile di questo delirio è il giornalista napoletano con la schiena piegata, che ha sempre messo nella testa di De Laurentiis: tu sei un visionario, tu sei un genio, bravissimo presidente. Questo è il problema più grave. Non si è mai posto il problema De Laurentiis che non fosse un visionario, e che è proprio lui il vecchio che deve essere sostituito, perché lui parla il calcio gestito da persone anziane.
De Laurentiis, siamo alla soglia dei 74 anni, devi cedere il passo alla tua famiglia, che resti nella tua famiglia, te lo sei meritato, va benissimo, ma sei tu stesso il vecchio che dovrebbe essere sostituito, quindi non ci siamo. E continua lui a pensare di essere il gran visir, il gran visionario con grandi idee, e io sono convintissimo del contrario, perché se tu ti rendi conto che ti è caduto uno scudetto in testa e adesso ti stai spostando perché non sei riuscito ad approfittare a far crescere il brand in un certo modo nel mondo, e i tifosi sono aumentati in Italia ma non all'estero, vuol dire che la visione non ce l'ha. Hai perso tempo a fare altre cose e non hai saputo continuare, avere un percorso di continuazione di questo ciclo, e sei stato costretto a ricominciare da capo male, perché adesso si deve rifare tutto dalle macerie. In che modo cambierebbe il calcio? Stiamo perdendo i giovani, la solita storia che guardano i cosi dal cellulare, vabbè, ci vuole più dinamismo, basta fuorigioco fischiati dopo che l'azione è finita e si è andati in gol, basta con questa qualità arbitrale, ci vuole il tempo effettivo come nel basket e il challenge per chiamare il VAR. Vabbè, tutte cose condivisibili o meno. Con Zielinski stiamo parlando, lui mi ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo che, essendo un polacco, una roba del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto, forse abituato maggiormente a certe nebbie. Siamo alle solite, amici bellini e amiche belline, tifosi del Napoli, siamo alle solite. Scarichi, dai la responsabilità, la colpa al tuo giocatore che è ancora sotto contratto e che deve ancora giocare con te, ricordatelo, dicendo che deve accettare un contratto misero perché c'è il sole e il mare e il mandolino. Tu non li devi mortificare i tuoi giocatori, li dovresti esaltare, li dovresti coccolare, li dovresti anche gratificare con lo stipendio che meritano, perché se poi questo chiude gli occhi e li riapre, trova squadre che gli offrono lo stipendio che vuole. Sarà l'Inter, sarà la Juventus, sarà qualche altra squadra all'estero, lo scopriremo. Ma hai fatto un'altra volta quello che hai fatto con Mertens, quello che hai fatto con Koulibaly, dando in pasto una cifra fasulla ai giornalisti che la riportano. Ho offerto 4 milioni e mezzo all'anno, è falso, non ci crede nessuno, non ci crede nessuno. L'aumento? A Zielinski che ha 30 anni gli hai offerto un aumento sull'ingaggio? No, tutta la storia di questi ultimi anni è l'abbassamento dell'ingaggio. Altrimenti tu, invece di darli a Zielinski questo milione, lo dai a Kvara, che sarà il prossimo che avrà delle offerte in giro, li metti ad Osimhen. Non li hai offerti a Zielinski. A Zielinski gli ha offerto probabilmente un contratto misero e ha detto: ma io non mi merito questo trattamento, mi piace il mare, mi piace tantissimo, c'ho il Murales, mi metto il cappello e la maglia di Maradona, sono innamorato della città, ma sono anche un professionista che ha diritto di essere trattato come si deve. Quindi siamo alle solite, unite i puntini, non può essere sempre il giocatore del Napoli ad essere ingrato e a volersene andare, se i presupposti sono che gli deve piacere il mare. No, gli deve piacere un bel contratto e un progetto serio. Abituato a certe nebbie, essendo polacco, è sgradevole, lo capisci che è sgradevole parlare così, mettendo in mezzo la nazionalità, parlando della nebbia che poi probabilmente sarà per l'Inter, dicendo essendo polacco sei sgradevole. Renditi conto, presidente, che è assolutamente sgradevole. Come è sgradevole come ti appellano i tifosi del Napoli, quelli là che dicono le brutte parole nei tuoi confronti, è sgradevole come appelli tu il ragazzo. Farei subito una serie E, dove E sta per Elite. Un Palermo che da garanzie economiche non può fare la trafila della serie D. Ma perché? Ma perché? Se il Palermo è andato lì, deve fare la trafila. Dove sta scritto che c'ha più tifosi perché la città è più grande e deve stare in avanti? Un Bari che ha bacino di 1.200.000 fan non può stare dove sta, mentre in prima serie ti trovi città di 20.000 abitanti che non fanno 10.000 biglietti. Allora io dico, alle 7-8 squadre che egemonizzano la classifica aggiungiamone altre 7 che possono avere le stesse ambizioni e chiudiamo a 14 posti la serie d'Elite. Poi 2 gironi di Serie A da 20 squadre e il resto è dilettantismo che funga da vivaio. Il numero dei tifosi, c'ho una cosa da farvi vedere. Ma dalla serie Elite si sale e si scende? No. Come il basket in America, che hai palazzetti strapieni, vai a vedere i Lakers e non riesci a trovare un biglietto, chiediti quando incassano e qualcuno obietta che il senso agonistico verrebbe a mancare. Non è vero niente, tutto spezzettato, non c'è una cosa sola. Vabbè, questo è poi è il commento di Valentino che me l'ha mandato,
che era tutto spezzettato. Grazie Valentino, e spostiamoci un attimo per vedere un attimo i tifosi. Allora, cercate su Google squadre con più tifosi al mondo. Nella top 15, 14esima, la Roma, 22 milioni di tifosi al mondo. Il Borussia Dortmund, 22 milioni di tifosi al mondo. La Juventus, 27. Ricordate sempre che De Laurentiis dice: ho fatto la cosa, cioè andiamo 83 milioni di tifosi del mondo. Falso, non è riconosciuto da nessuno, perché se avessi 83 milioni di tifosi nel mondo faresti arrivare le magliette nel mondo e faresti talmente tanti soldi che altro che Osimhen ti potevi permettere anche Holland. Falso. Tottenham 35 milioni di tifosi del mondo senza vincere niente. Paris Saint-Germain 35. Bayern di Monaco 45. Inter 55 milioni di tifosi nel mondo, Milan 95 milioni di tifosi nel mondo, Liverpool 100 milioni, Manchester City 110 milioni, Arsenal 125 milioni, paragoniamoci all'Arsenal, il Chelsea 145 milioni di tifosi nel mondo, Real Madrid 350 milioni, il Barcellona, ma col Barcellona te la giochi, 450 milioni di tifosi nel mondo, Manchester United 650 milioni di tifosi nel mondo. Le squadre più tifate in Italia: Juventus 8.7, Milan 4. Vedete che il Milan ne ha 95 nel mondo, ne ha 4 in Italia. Vuol dire che ci sono 91 milioni di tifosi del Milan nel mondo. Io la maglia del Milan qua la trovo. Inter 3,9, Napoli 2,8, Roma 1,9. Vuol dire che se la Roma ha 2 milioni di tifosi in Italia, ne ha 20 nel mondo, mentre il Napoli con 2, se esce di poco da questa classifica, vuol dire che ne ha 19 nel mondo. Quindi meno della Roma, che non vince. Fiorentina, Lazio, Cagliari, Torino e Bologna, sotto la soglia di questi qua. De Laurentiis le squadre non le vuole vedere proprio. Quindi non può esistere il Girona, non può esistere la favola del Girona, non può esistere il Leicester, non può esistere un Bologna che ci arriva quasi, ma proprio così, 0,3 milioni di tifosi. Che ci fa il Bologna in Serie A? Non può esistere una squadra come il Frosinone che ci sbatte fuori, oppure come quella di terza categoria che ha battuto l'Ajax, come quella che ha battuto il Bayern di Monaco. Non può esistere questa cosa qua, ed è esattamente il contrario di quello che De Laurentiis diceva della Superlega. Non c'è il merito sportivo perché non ne facevi parte, ci volevi rientrare con il merito sportivo del buon ranking che ha il Napoli negli ultimi anni. Con il ranking tu ci sei tra 15 e 16esima posizione, ma come tifosi stai molto attento quando parli della Serie A di Elite, perché poi nella Superlega di Elite, nella fascia blu, la fascia gold, la fascia star, il Napoli non ci rientra. Stai molto attento quando parli di queste cose, c'è una contraddizione assoluta, assurda in quello che dici. Questi numeri bisogna fidarsi, sono confrontabili con altri blog e altri siti e sono più o meno gli stessi. Interessante vedere come poi i numeri aggiornati dopo la vittoria del Napoli cambiano un pochino la situazione in Italia. La Juventus ne perde il 2%, l'Inter guadagna, perde il Milan, il Napoli aumenta del 14%, cioè la vittoria ti fa aumentare il numero di tifosi e superi la Roma che perde qualcosina. Quindi fidiamoci di questi numeri e diciamo che abbiamo 3 milioni in questo momento. Però come c'è questa fluttuazione, è chiaro, il tifoso io, il tifoso voi, il Napoli va in Serie C, continuiamo a tifare, ma poi ci sono i giovani che invece, se una squadra è forte, se una squadra porta dentro gli idoli e li tratta bene, sono tifosi e le piace e continuano a esserlo, altrimenti si defilano e non sono più, sono simpatizzanti che si defilano. Quindi queste squadre con una bella realtà come il Monza non la possiamo vedere più nella Serie A di Elite, assolutamente. Il Sassuolo, che è una città, una squadra che non è nemmeno la città, non va bene, non possiamo vedere lo Spezia che fa crescere, fa nascere Thiago Motta e ci ha sempre dato fastidio, l'Empoli da cui noi pigliamo poi i giocatori. Se tu queste squadre le fai scomparire, da chi te li pigli i giocatori? Dove lo trovi Di Lorenzo, Mario Rui, Zielinski? Dove li trovi? Li devi trovare in Brasile, devi scatenare Micheli, ma ogni tanto qualcosa la sbaglia anche lui. Di conseguenza, amici bellini, parliamo di campo e c'è uscita una specie di live praticamente, vabbè, non fa niente, va bene così, chi arriva fino alla fine del video è perché ha voglia di avere pensiero critico, c'ha tempo di ascoltare, non tutti avranno il tempo di ascoltare, per me è quasi uno sfogo personale, io non cambio le carte in tavola, non cambio il modo in cui i giornalisti racconteranno il Napoli
nel futuro. Chi è stato lacchè di ADL continuerà ad esserlo, perché lo abbiamo visto che continuerà ad esserlo, e la situazione non cambierà finché De Laurentiis non deciderà basta così, cedo a Edoardo o a Valentina lo scettro del potere. Non cambierà nulla, perché l'età, il calcio gestito dai vecchi, l'età non ti permette di cambiare atteggiamento né a livello comunicativo né a livello di scelte fai e che farai. Quindi si sceglierà sempre l'allenatore in un certo modo, si continuerà ad avere la convinzione ma basta fare il 4-3-3 che si vince, e i soliti errori di programmazione. Adesso vediamo che si faranno sul mercato, ma la situazione non cambia, e io non ho bene il polso dei tifosi delle altre squadre in Italia o nel mondo. Sono convinto che gli A16 ci siano in tutti i club, cioè c'è una frangia di tifosi che odia il proprio presidente in tutti i club. Ci sta quelli che lo Tito vattene, quelli che non sopportano la dirigenza della Roma, quelli che vogliono cacciare il fondo del Milan, quelli che dicono dell'Inter, Agnelli. Ci sono dappertutto quelli che non sopportano il presidente, che individuano nel presidente il problema della loro squadra. Non so quanti effettivamente ce ne sono di tifosi che invece, seguendo un filo logico di giornalisti che per vivere più di Napoli, per avere agevolazioni e per vivere di calcio con il Napoli, hanno scelto una difesa a spada tratta quando alle volte si mantiene anche su nulla, perché ci sono cose che non si possono difendere, ci sono errori reiterati, ci sono atteggiamenti che si ripetono, come quello di Zielinski. Invece si continuerà a dire Zielinski mercenario per giustificare qualsiasi tipo di scelta, invece di dire guarda, ha fatto il suo tempo, Zielinski ha dato quello che ha dato, siamo arrivati al culmine con lo scudetto, ti ringraziamo, sei una bandiera di questa squadra, grazie, ciao, invece di fare sempre la finta. Quindi non cambieranno i giornalisti. L'unica speranza è che, indipendentemente, visto che siamo nell'era dei social, ognuno si crei di più il proprio pensiero personale, che non deve essere seguire il mio. Ognuno si deve creare il proprio pensiero critico e porsele delle domande. Se ci poniamo delle domande, se fai una conferenza, forse l'allenatore qualche dubbio sulla formazione se lo fa venire e magari fa una scelta, ci pensa 2 volte prima di fare una scelta. Se non ci poniamo mai domande e accettiamo passivamente tutto quello che fanno dall'alto, siamo costretti a subire. Come il Napoli subisce il mercato, così il tifoso subisce il percorso del Napoli. Metto la formazione di Lorenz. Ostigard si parla che lo vogliono vendere? Torna Rachmani. Primo dubbio, Nathan Juan Jesus. Sto leggendo, Mazzarri preferirebbe Juan Jesus a Nathan poi le ha giocate tutte. Facile che giochi Juan Jesus. Mario Rui, ovviamente togliamo Collini e rimettiamo Meret. Lobotka, Anghissà pare fosse recuperato. Zielinski dovrebbe essere recuperato, ma vediamo in che condizioni psicofisiche starà, perché dopo una botta del genere la moglie ha risposto sui social, giù le mani da Piotr. Kvara, Osimhen e Politano. Questi sono i titolarissimi, con questo dubbio Juan Jesus Nathan qua, e così dobbiamo affrontarla la Roma, che probabilmente avrà dei problemi, mancando Dybala, forse manca Mancini, si potrebbe arretrare Cristante in difesa, insomma devono un pochino arrabattarsi. Al posto di Dybala sta giocando El Shaarawy, però ci sono altre possibilità, può mettere la doppia punta, Mourinho spesso lo fa, Lukaku Belotti, mette dentro poi una serie di giocatori nel finale che hanno i colpi per risolverla senza giocare un gran calcio senza Dybala, però è una squadra temibilissima e il peso della partita si sente perché viene da una delle sconfitte più clamorose della storia del calcio Napoli, e il periodo è quello che è. Di Mazzarri non ne ha proprio parlato De Laurentiis, confermando che hai preso un traghettatore a stagione ancora alla grande in corso, quindi non hai preso un allenatore su cui magari impostare anche il futuro, hai preso uno che ti deve traghettare, che deve galleggiare, e quindi male, molto male, perché anche lui vuol dire che sarà lasciato a se stesso, abbandonato a se stesso, e non avrà potere in sede di mercato, perché poi che fai? Compri dei giocatori che piacciono a Mazzarri che magari non piacciono al prossimo, compri dei giocatori perché il prossimo magari già hai individuato il prossimo, e quindi verso un cambio di rotta, un cambio di filosofia, che cosa fai? Servono se compri dei giocatori forti, vedrai
che quelli forti vanno bene a tutti gli allenatori, perché se prendi Kvara sta bene a Spalletti, come sta bene a Garcia, come sta bene a Mazzarri. Se prendi un Ostigard o un Nathan o un Cajuste, a qualcuno può star bene e a qualcuno può star bene meno. Quindi si facciano le scelte giuste e si facciano in fretta a inizio gennaio, altrimenti sarà troppo tardi e la stagione può diventare molto molto pesante. E invece io insisto, per chiudere con una nota positiva, abbiamo perso l'obiettivo Coppa Italia, l'obiettivo scudetto è sfumatissimo, però c'è l'obiettivo vincere il campionato delle sorelline arrivando quarti bene, dimostrando che c'hai ancora orgoglio. Mi riferisco anche ai calciatori, che anche con una situazione di società allo sbando, senza figure professionali che servono, tu dici vabbè, mettiamoci noi di impegno, al di là di chi ci può allenare chiunque, noi ce la mettiamo tutta, e secondo me ce la stanno mettendo tutta, non basta. Comunque, grande impegno, arrivare quarti, vincere la Supercoppa. Non sarà facile perché in quel periodo poi ti potrebbero mancare anche tanti giocatori, quindi tante attenuanti, e fare il possibile in Champions, dove sono partite secche. Se ti va bene anche qualcosina, magari ti togli una grande soddisfazione in una stagione che sennò diventa veramente grama, più che altro magra. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo scusa per il pippone, ma mi sono svegliato alle 5:30 del mattino con tutte le notifiche e tutte le cose, non ci potevo credere, frase dopo frase non ci potevo credere, e ho voluto commentarle. Non cambia niente, non cambia lui, non cambiamo neanche noi.